Buonasera a tutti e un grazie della vostra numerosa presenza. Un saluto particolare al nostro Vescovo Corrado, all'assessore alla cultura che è qui presente, Antonella, e a tutti gli altri sponsor, autorità religiose e civili che non sto qui a nominare. E da questa parte ci sono anche gli autori di questo libro, che ringrazio di cuore. Un saluto in particolare agli amici di Antonio Soligon che ci hanno dato l'input per realizzare questo libro. Sono lieto di questo libro, dal titolo L'oratorio di Sant'Antonio di Padova alla Rizzera in San Giacomo di Veglia, che attesta la fede delle nostre comunità, fede in Dio e venerazione a Sant'Antonio. Il libro è stato scritto a più mani da persone esperte sia della nostra comunità come di altre comunità. Hanno lavorato, vi assicuro, con professionalità e hanno descritto la storia, l'arte e la pietà popolare che sono rappresentate in questo oratorio. Un grazie particolare alla dottoressa Cristina Falsarella, direttrice dell'Ufficio Diocesano di Arte Sacra e i Beni Culturali. Cristina ha coordinato non solo con professionalità, ma anche con tanta pazienza, perché occorre anche quella, tanta pazienza e amore per la nascita di questo libro. Un grazie anche a Don Mirko Miotto, anche lui dell'Ufficio Diocesano, che ha curato in modo particolare l'aspetto che riguarda le reliquie di San Teodoro Martire, che poi vi faremo vedere, ritrovate quasi per caso in questa chiesetta. E un grazie anche al direttore dell'azione, Don Alessio, che l'azione ha sponsorizzato, ha programmato questo libro. Passo la parola a Cristina. Buonasera a tutti e buona festa di Sant'Antonio. Allora, il libro esiste, è qui tra le vostre mani, porta il titolo che ha declamato ora Don Giulio e ha anche un sottotitolo, un complemento di titolo, Il volto e lo spirito di un luogo vivo. E il fatto di aver scelto un qui e ora molto speciali dà forza proprio al titolo e al sottotitolo di questo libro. Infatti abbiamo pensato, nonostante l'esiguità degli spazi, di realizzare questo evento dentro l'oratorio, per vivere insieme, per gustare insieme la sua bellezza e quindi apprezzarne il volto. Ecco, il primo elemento di questo sottotitolo. E poi abbiamo pensato di farlo in un giorno speciale. Se c'è una chiesetta di cui non dobbiamo preoccuparci per quanto riguarda la frequentazione, è questa qua, questo oratorio di Sant'Antonio di Padova alla Rizzera in San Giacomo di Veglia. Tutto l'anno c'è gente che viene a incontrare, ad affidarsi a questo santo che c'è particolarmente caro. Però questo è il culmine, siamo alla fine della tredicina e oggi è il giorno solenne della festa. Quindi vediamo oggi quello che è l'acme, diciamo la massima potenza della solennità e dello spirito di questo luogo. Non esisteva un libro sistematico, occorreva, era doveroso, date le peculiarità di questo luogo, scrivere qualcosa e gli elementi c'erano. Bisognava soltanto metterli insieme. Ecco perché è stato un lavoro di squadra, come diceva Don Giulio. Oggi avrete modo, con piccole pennellate, di ascoltare il team, diciamolo così, l'equipe degli autori che hanno lavorato. E poi c'è un elemento in più, un plus valore di questo libro. Era doveroso anche ricordare il professor Antonio Soligon. E questo libro, in qualche modo, vogliamo pensare che sia un monumento che non è di pietra, lui non avrebbe mai voluto un monumento di pietra, però forse di carta avrebbe detto va bene dai, sì, se è di carta è nelle mie corde. E quindi abbiamo pensato davvero di dedicarlo a lui.
E questo in qualche modo ha mosso anche, come dire, ha dato i colori al team che ha lavorato, perché molte delle persone che hanno lavorato, poi ve le presenterò, sono legate alla personalità di Antonio Soligon. Questo uomo innamorato del nostro territorio, della sua bellezza, della storia, e che ha saputo trasmettere con passione e con competenza a tantissimi di noi che ci siamo quasi convertiti, no? Alla bellezza ascoltandolo. Ringrazio anche le autorità qui presenti, a partire dall'amministrazione comunale e quindi dalla rappresentante Antonella Uliana. In particolare dico perché è in corso in questo momento il Consiglio Comunale e quindi l'abbiamo strappata da questo impegno istituzionale e la ringrazio di essere qui. Quindi do la parola subito a Antonella Uliana e la ringrazio per la sua presenza. Grazie. Non potevo mancare oggi di essere qui, perché intanto è il giorno di Sant'Antonio. Io mi chiamo Antonella, è il mio santo, me lo sono sempre sentita dire, anche se io in realtà sono nata il 17 di gennaio, quindi quello è un altro Sant'Antonio, ma mi raccontava però che c'è qualche legame tra l'uno e l'altro, e in ogni modo, secondo mia mamma, io li avevo tutti e due che mi proteggevano, quindi anche il giorno di Sant'Antonio, questo per me è significativo. Poi il nome di Antonio Soligon. Ecco, io lo ricordo sempre con grande affetto quando leggo i suoi libri di arte, quando vedo alcune cose di cui lui ci ha parlato, ed è una persona, uno studioso, un amante, un appassionato, che si capisce è rimasto nel cuore di tutti. Quindi anche bello il momento oggi, questa cerimonia, questo libro dedicato a lui, nel giorno anche del suo onomastico. Poi non potevo mancare per ringraziare davvero tutti coloro che hanno dato il loro contributo nei modi più diversi, secondo le loro diverse competenze, ad un libro che io ho visto ora, lo stavo sfogliando e devo dire che mancava assolutamente, perché di questo oratorio troviamo citazioni, memorie, troviamo degli scritti in testi diversi, ma un libro unico che lo racconti da tutti i punti di vista, dal punto di vista della storia, dell'architettura, dell'arte che contiene, davvero mancava. Quindi grazie a tutti perché avete colmato una lacuna e avete potuto rendere così fruibile quello che io credo sia un altro prezioso tesoro della nostra città. Non per nulla adesso è stato inserito in una delle tappe di quel famoso cammino di Sant'Antonio. E poi un'altra cosa che a me ha sempre colpito e quindi leggerò con grande interesse. Io quando entro qui ho sempre guardato gli ex voto, perché gli ex voto sono quella testimonianza assolutamente popolare, di devozione popolare, perché non possiamo dire che si tratti di opere d'arte, a volte sì, ci sono anche quelle, ma molto spesso sono semplicemente dei ringraziamenti che il fedele fa per una grazia ricevuta, perché chiede una grazia. Li troviamo in tutti i santuari e sono un po' quell'elemento materiale che ci fa comprendere la percezione della vicinanza del divino al fedele. E quindi è una cosa che avvicina molto questa dimensione del sacro all'essere umano. Quindi per questi motivi io vi ringrazio tutti, sono davvero stata contenta di essere qui, onorata di avere questo libro che non vedrò l'ora di leggere, rimarrò qui un pochino con voi, poi se mi vedete scappare mi scuso già in anticipo. Grazie a tutti. Grazie mille. E do la parola adesso al nostro Vescovo, a Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto. E la ringrazio, Vescovo, personalmente, perché lei è prezioso ma non fa il prezioso.
nel senso che quando può lei c'è sempre, non si sottrae, e è bello condividere con lei questi momenti insieme. Chi avrebbe mai pensato un martedì pomeriggio, grande festa solenne, ma che è cascata stavolta di martedì, di essere qui anche con lei. Grazie. Grazie Cristina. D'altra parte, Don Giulio, questo è altro. E anche per questo capitello, questo oratorio. Io rimanevo sempre colpito, tanto è vero che una volta sono venuto a vederlo con Don Giulio e rammentando anche il passato, è capitato che mi è stata fatta una richiesta da parte dei nostri fratelli cristiani ortodossi di avere un luogo dove poter celebrare le loro liturgie. Ho parlato con Don Giulio e ho detto: senti, quella chiesa lì, quell'oratorio, e Don Giulio si era dimostrato anche disponibile, tanto è vero che siamo venuti a vederlo. C'era il problema del riscaldamento, ma poi non se ne è fatto più niente e quindi è rimasto completamente in uso ai cattolici. Ecco, però sarebbe stato anche bello un legame, loro lo avrebbero utilizzato per qualche celebrazione, perché credo che un Sant'Antonio ha da dire molto anche agli ortodossi, su questo sono convinto. Primo pensiero, scusate, così divagando. E poi la cosa che mi ha colpito è che la nostra diocesi non ha molte chiese dedicate a Sant'Antonio, ne ha una sola, Sarmede. Sarmede è dedicata. E poi c'è questo oratorio. In ogni chiesa, o quasi in ogni chiesa, c'è una statua di Sant'Antonio. Beh, adesso non forse in ogni chiesa, ma tante chiese c'è la statua di Sant'Antonio, quindi probabilmente credo che proprio questa diffusione così capillare anche della devozione spiega il fatto che non ci siano delle parrocchie dedicate a Sant'Antonio di Padova. Però ecco, abbiamo questa e, come ricordava Cristina, è un luogo frequentato. Siamo stati pochi giorni fa a Padova con il pellegrinaggio tradizionale diocesano e dopo il periodo del Covid, che è stato un periodo di prova anche su questa partecipazione, eravamo 600 quasi, no? di persone proprio provenienti dalla nostra diocesi, che fa capire che quanto siamo legati a questa figura, che è sentito davvero un santo vicino a tutte le situazioni di ex voto, lo ricordano, no? Sono anche una testimonianza. Bene, sono contento di questa pubblicazione, penso che sia doverosa per una struttura che ha secoli ormai, no? Adesso sono curioso anche di vedere, ma guardando anche lì si vede che siamo... sì, esatto, ma dico gli anni che sono messi, 1693, quindi siamo... Bene, grazie, ho piacere vedere anche questa presenza, il che significa e manifesta anche l'affetto che tante persone hanno verso questo oratorio. Grazie a chi ha ideato e ha portato a compimento quest'opera. È doveroso ricordare anche coloro che hanno sostenuto questo libro, che hanno creduto in questa pubblicazione. La Banca Prealpi con la filiale di Cappella Maggiore, la Banca della Marca qui di San Giacomo e la cantina di Conegliano e Vittorio Veneto qui in San Giacomo. I tre presidenti, direttori mi hanno pregato di salutarvi per impegni diversi, non sono presenti ma sono qui con il loro pensiero. Per la Banca Prealpi Alberto Pizzolato, per la Banca della Marca Fabio Buoro, per la cantina il presidente Stefano Zanette. Ma c'è anche un altro sponsor, che si va anche male a dire sponsor, un sostenitore a 360 gradi, che è il club Inner Wheel Conegliano Vittorio Veneto, che ha voluto fortemente, oltre ad aver sostenuto questo libro, proprio in memoria di un socio, di un amico, di un legame forte con Antonio Soligon,
Chiamo allora, e la ringrazio tantissimo, ringrazio lei e le sue consocie, Paola Fabrizio Piai. Ecco, sentirete che io do del tu, non per mancanza di rispetto, ma perché in questo periodo siamo diventati amici veramente, quindi ecco, abbiamo una confidenza. Grazie Cristina. Sì, buonasera. Io sono la vicepresidente del club in Ruil Conegliano Vittorio Veneto. La nostra è un'associazione femminile sensibile e attenta alle tematiche sociali e culturali. Il professor Soligon era stato eletto da noi con orgoglio, devo dire, socio onorario, però in realtà era molto di più. Era un vero amico, un amico sincero, disponibile, sempre sorridente, garbato, che ha saputo trasmetterci il suo amore per l'arte e per il bello. Naturalmente aveva anche questa sua ironia, questa leggerezza, ma c'era sempre il rigore dello storico che lo portava a illustrarci le bellezze del territorio. Con lui abbiamo fatto delle bellissime visite a Venezia, che era una città che lui tanto amava. Ci ha anche poi sostenuto nel recupero di alcuni beni culturali. Per esempio, con lui abbiamo recuperato la pala del battesimo di Cristo, che è nel Duomo di Conegliano, che è di Francesco Frigimelica il Vecchio, e poi altri restauri nella chiesa di San Fior, quali l'Ultima Cena, che è di scuola tizianesca, e anche la pittura il quadro di Tobiolo e l'Angelo. Ecco, avremmo fatto molte altre cose se purtroppo una malattia non l'avesse portato via. Per noi è stato un grande dolore e ci tenevamo tanto a poterne mantenere vivo il ricordo. Quindi quando Amabile, a nome degli amici di Tony, ci ha proposto questa guida, siamo stati veramente felici di poter collaborare e siamo felici adesso di vederla realizzata così bella, così ricca, esaustiva, e anche perché poi è dedicata a un oratorio. C'è un santo che porta il nome di Antonio e soprattutto è un oratorio che era molto caro a lui, che a lui piaceva. Ecco, l'ultima cosa, vorrei ringraziare innanzitutto la dottoressa Falsarella, Cristina ormai dopo questi 3 anni, che ha coordinato questo lavoro, e tutti gli storici che veramente con grande impegno e professionalità si sono adoperati molto per la sua realizzazione. Grazie a tutti di cuore. Grazie Paola. Ecco, un altro gruppo che ci ha sostenuto, rappresentato in modo egregio da Amabile Peruc, è stato il gruppo, l'associazione Amici di Tony Soligon. E lascio la parola allora ad Amabile che ce lo racconti un po'. Grazie, Amabile. Benvenuti a tutti. Sono felice di vedere la nascita di questa opera che è dedicata alla memoria del caro amico e storico dell'arte Antonio Soligon, Tony per gli amici. Lui era nato a Santa Lucia dei Piave nel 1950 e vissuto ed ha lavorato a Conegliano, dove è mancato nel 2019. Si è laureato in lettere presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, città che conosceva ed amava immensamente e che ha fatto amare a tutti noi. È stato insegnante negli istituti superiori fino al 12 e ha tenuto conferenze e dibattiti di arte e storia per istituzioni pubbliche e private. Ha collaborato a giornali e riviste, programmi radiofonici e televisivi. Numerose le sue pubblicazioni inerenti l'arte e la storia del nostro bel territorio, e per questi rimando alla lettura del libro, la biografia che c'è all'interno. Avevo conosciuto Tony partecipando agli incontri d'arte organizzati da associazioni, biblioteche e comuni del circondario. Spesso a queste affollatissime ed apprezzatissime conferenze seguiva la visita guidata cui partecipavamo sempre in gran numero, affascinati dalla sua conoscenza e della sua simpatia. Nell'ultimo periodo lo accompagnavo insieme ad altri amici nelle passeggiate mattutine. Un venerdì mattina eravamo nella pista ciclabile che è proprio qua dietro. Tony si ferma, eravamo con Susanna, con Alfredo ed altri amici, si ferma e dice: venerdì prossimo vi porto a vedere questa chiesa, intendeva questo oratorio. Io felice di questa proposta perché mi ricordavo che venivo qua da bambina con la nonna Caterina.
Si veniva per la tredicina di Sant'Antonio. E il venerdì seguente Tony non ce l'ha fatta ad accompagnarci perché era già grave a letto. L'ho tranquillizzato, ho detto guarda vado io, faccio delle foto, ho acceso anche un cero come si usa e nel visitare questo oratorio che non vedevo più da decenni mi sono soffermata soprattutto su un ex voto che voi vedete là e che è dedicato alla memoria del bambino Gelindo Cesca, che era finito sotto un'auto e si è salvato. Gelindo Cesca è stato il mio maestro di guida e di molti di noi. Bene, quando poi c'è stato il funerale, insieme agli amici sia di Inner Wheel sia agli amici della pagina Facebook ed altri, abbiamo pensato di continuare la memoria di Tony, ma in specifico legata a questo luogo che dovevamo vedere con lui e non abbiamo potuto farlo. Ora c'è questo libro che ricorderà lui, eccetera. Quindi ringrazio a questo punto gli amici di Tony, la pagina Facebook a cui potete iscrivervi per sapere quali iniziative porteremo avanti per lui e per loro per aver sostenuto questa mia idea, Don Giulio per aver accolto questa idea e tutti gli autori qui presenti e dei sostenitori di quest'opera. Grazie di cuore a tutti. Grazie amabile. E adesso passiamo agli autori. Sarà una pennellata la loro, ma mi faceva piacere che li vedeste e che ci raccontassero un po' quello che è stata la ricerca, le cose che hanno riscontrato, la bellezza davvero di queste scoperte. Partirei da Bruno Dallanese, che è un sangiacomese, quindi molti di voi lo conoscono. Lui è un profondo conoscitore dell'archivio parrocchiale di San Giacomo e ha condotto la ricerca che introduce alla storia di questo oratorio. Cosa ci racconti, Bruno, della tua ricerca? Cosa ci restituiscono i documenti? Sì, difatti, buongiorno a tutti, difatti la mia sarà una brevissima carrellata che vi illustra l'immobile, l'oratorio di Sant'Antonio. Sono pochi i documenti che abbiamo, però sono molto molto preziosi, trovati nell'archivio di San Giacomo e nell'archivio diocesano. Aiuto poi ci è stato dato da altri studiosi locali, in primis Monsignor Sartori. Ecco, inizio con un po' di storia. Tra il 500 e il 600 esisteva un piccolo altariol de Tole, veramente i documenti riportano questa descrizione, con affissa l'immagine di Sant'Antonio lungo la strada appunto della Rizzera. Il capitolo parrocchiale di Cereda, da cui dipendeva questa Sant'Antonio e anche allora prima San Giacomo, si riunì nel 1690, 65 confratelli decisero di erigere al posto del Tariol di Tola un oratorio. Il vescovo Agazzi, nipote allora di Papa Alessandro VIII, lo inaugurò e benedisse nel 1693, come appunto appare dalla lapide ivi posta. L'attività dell'oratorio continuò, tanto che per esempio nel 1740 una descrizione dell'allora vescovo Lorenzo da Ponte, che visitava le parrocchie ed elencava gli immobili, tutte le varie attività, elencava tantissime cose veramente in dotazione all'oratorio di Sant'Antonio. Tra gli atti da ricordare molto bello è l'accordo fatto dalla fabbriceria di allora con lo scultore Giovanni Minotto che forgiò quelle due statue che vediamo ai lati di Sant'Antonio. Passiamo poi, questo nella storia del 1600-1700, passiamo ai giorni nostri. Nel 1931 si ricorse il 700 anniversario della morte di Sant'Antonio.
Nel libro troverete una bellissima foto fatta appunto il giorno di Sant'Antonio del 1931, nel quale viene evidenziata e si vede la lunghissima processione che partiva dalla chiesa parrocchiale e arrivava qua con la statua, con tutti i labari e tutte le insegne. Ecco, nella descrizione, nella preparazione c'è poi il dettaglio che l'allora Monsignor De Biasi, arciprete, elencava: messa alle 4:30 del mattino per gli uomini, alle 5:30 per le donne, 8:30 per i bimbi e via via, e poi concluso appunto con questa famosa processione. L'unica cosa che ricordo a tutti è che sempre la popolazione, la comunità di San Giacomo ha amato e continua ancora a amare questa storia, questa chiesa. Testimoni ne sono stati i vari interventi, i 2 terremoti del 36 e del 76, le 2 guerre mondiali e vari altri interventi occorsi appunto per restaurare questo immobile. Poi, come diceva Cristina, questa è la mia storia, diciamo storia, poi via via ci saranno gli altri autori con le tele del Bertoia, le opere d'arte, i tanti ex voto e tutto. Un'unica cosa e chiudo: mi auguro che quello che abbiamo presentato sia piacevole e leggibile, che qualcun altro magari impegnandosi lo possa ampliare, e l'unico pensiero che resta sicuramente è questo, che l'oratorio di Sant'Antonio e la comunità di San Giacomo sono sempre stati un tutt'uno, e la prova ne è questa presenza nostra. Grazie. Girolamo Michelin. Lui ha scritto nel 2014 L'eredità del passato, storia di un'antica famiglia nobiliare, e all'interno di questo bel libro ha parlato anche di questo oratorio. Sentiamo perché, qual è il legame tra questo oratorio e questa famiglia nobiliare. Grazie Cristina, benvenuti a tutti. C'è un legame, sì, tra questo oratorio e la famiglia dei nobili Bertoia. Questi 2 dipinti che vedete a destra e a sinistra dell'altare sono stati donati da questa famiglia, in particolare da Bernardin Bertoia, che è quel signore che vedete a destra di questo dipinto. Tutto risale ai primissimi anni del Settecento, cioè appena eretta questa chiesa. Questa chiesa, teniamo presente, che ha ben 3 secoli abbondanti. E questa famiglia era devota in un modo particolare a Sant'Antonio, tant'è che in primis un cugino di Bernardin, un certo avvocato Bartolomeo Bertoia, aveva comprato con propri soldi, con propria moneta sonante d'oro ed argento, così recitano i documenti, aveva comprato dei terreni e li aveva ceduti alla Chiesa per dare un certo tipo di consistenza alla Chiesa e anche per poterla poi abbellire, perché era appena stata costruita e aveva bisogno di essere abbellita. Questo è stato un personaggio molto umile che comunque ha contribuito in modo attivo e fattivo alla erezione della Chiesa e soprattutto alla gestione nei primissimi anni, finché la Chiesa non ha potuto avere un certo tipo di consistenza economica. A lui ha fatto seguito il suo cugino Bernardin, che aveva anche un certo desiderio di autorappresentazione. Lo vedete qui com'è addobbato. C'è lui, Elisabetta Mardegani che è sua moglie e i 3 figli, che vedete in sequenza, sopra ovviamente il santo in questo dipinto. Lui aveva piacere di mettersi un po' in mostra, vedete anche com'è la moglie, com'è agghindata, com'è abbellita, tutti i gioielli, eccetera. Lui, come anche l'altro suo cugino, l'avvocato Bartolomeo, facevano parte di una congregazione dei nobili di Ceneda, che reggeva tutta la città di Ceneda, erano dentro nel maggior consiglio, e questa famiglia aveva una ricchezza strepitosa. Alla fine del 600 e inizio 700 erano tra le famiglie più ricche della provincia di Treviso, per cui c'era anche, oltre alla fede e alla devozione nei confronti del santo, un certo desiderio di autorappresentazione. E da questo sono scaturiti questi 2 dipinti che hanno una notevole dimensione, 3 metri per 2, come vedete. In questo dipinto il Bernardin Bertoia, scanso di equivoci, scrive anche ex voto Bernardin Bertoia, lo fa riportare, in modo che tutti sappiano che è stato lui, diciamo, a fare
questo dono. In quest'altro dipinto, dove c'è il miracolo del piede riattaccato dal santo, un noto miracolo del santo, c'è scritto: Bernardino Bertoia fece fare per sua devozione. In questo dipinto lui indica col dito lo stemma nobiliare di Ceneda, perché loro sono nobili di Ceneda. In quest'altro appare un altro stemma nobiliare, in quanto erano nobili anche a Serravalle, e quindi ci tenevano a mettere in mostra il fatto che fossero nobili sia da una parte che dall'altra, perché allora Vittorio Veneto non esisteva, per cui Ceneda e Serravalle erano due entità completamente diverse. Diciamo che lui voleva, questo Bernardino Bertoia, restare a perenne memoria, e ci è riuscito. Chiudo dicendo proprio questo: noi stiamo parlando di lui, voleva restare qui, aveva un desiderio di autorappresentazione, c'è indubbiamente riuscito. Noi stiamo ancora parlando di lui, quindi se è qui che ci ascolta spero sia contento, e quindi direi che ha ottenuto il suo desiderio di donarci due opere d'arte veramente notevoli, delle quali noi possiamo fruire, e di avere anche la soddisfazione che ci complimentiamo con lui per quello che lui ci ha fatto e per quello che lui ha donato. Il resto lo trovate nel libro, non voglio dirvi altro perché non ha senso, vi porto via il piacere di leggere il libro, invece lo dovete avere, e vi ringrazio. Grazie. Allora, il volto è stato studiato da due storiche dell'arte, quindi l'architettura e l'arte sono state curate da Lorena Gava, che è qui presente, e Chiara Vinera. Lorena Gava è appunto una storica dell'arte, critica, insegnante e amica e anche collaboratrice. Quante cose avete fatto insieme ad Antonio Soligon. E abbiamo pensato di affiancarle Chiara Vinera, che è una storica dell'arte, una giovane, brava storica dell'arte di San Giacomo, per darle la possibilità di scrivere una delle prime sue opere proprio sul suo paese, qualcosa che la riguardasse. Oggi appunto non è qui perché è impegnata per lavoro in Sicilia, ma mi prega di salutarvi. E allora io lascio la parola a Lorena, che ringrazio, e dici un po' cosa avete scoperto in questa chiesa, che di certo non è un oratorio campestre. Buonasera a tutti, grazie. Io sono contentissima di questa giornata e anche di questo libro, che ringrazio davvero tutti coloro che hanno permesso la realizzazione. Prima di tutto perché con Antonio ho condiviso molta vita, molte esperienze, ma soprattutto la passione davvero profonda per l'arte. È una passione che era diversa tra me e lui, nel senso che Antonio Soligon è stato uno storico locale straordinario. Io ampliavo un po' in una dimensione, se vogliamo, a volte più nazionale e internazionale, questi nostri corsi che abbiamo fatto. A me piaceva dire che a un certo punto andavamo in tournée in tanti paesi, sempre qui intorno, però con grande passione. E le passioni non muoiono, le passioni restano, le passioni vivono, sopravvivono. E io credo che diciamo, in questa pubblicazione, in questa giornata, ci sia davvero molto dello spirito del cuore di Antonio. Allora, questo è un edificio davvero bello, interessante. Io però non credo che tanti vittoriesi siano entrati in questo luogo. Tutti lo conoscono perché quando dici l'oratorio di San Giacomo, quale oratorio? Allora ci si appella a quello che ha la forma ottagonale. Ah, quello a bordo strada, quello che... Però pochi sono entrati veramente. In effetti oggi il fatto che ci sia, diciamo, questo... che l'oratorio sia così gremito, davvero ci riempie di gioia. E ci auguriamo anche che questa pubblicazione dia anche lo spunto, la curiosità per visitarlo dal vero. Allora, intanto io direi, l'architettura che cosa colpisce? Cioè, di questo luogo di che cosa, diciamo, che cosa rimaniamo colpiti? La forma. Perché la forma ottagonale, la forma centrale, non è una forma architettonica così diffusa negli edifici cattolici. Riprendo quanto il vescovo diceva all'inizio. Diceva un legame quasi con una chiesa ortodossa, aveva pensato, e questo non è così, cioè, anzi,
più che altro è un pensiero davvero felice, perché la pianta centrale, la pianta diciamo così circolare, è molto più comune nelle chiese ortodosse che nelle chiese cattoliche. Allora, la forma ottagonale generalmente è legata a battisteri e mausolei. L'ottagono si rifà all'8° giorno, il giorno della rinascita, dopo 7 giorni della creazione. E l'ottagono è legato appunto a battisteri, cioè luoghi del battesimo, e mausolei, luoghi quindi della morte, perché nascita e morte, il cerchio della vita che si chiude. Quindi questa davvero ha una forma architettonica unica no, ma sicuramente diciamo diversa da quelle che comunemente troviamo. Poi da un punto di vista architettonico, allora entrando ci accorgiamo tutti che è un edificio molto elegante, è un edificio raffinato a partire dalla cupola bianca, però così intervallata da queste decorazioni diciamo molto belle, queste decorazioni poi intervallate a fiori, a immagini di angeli, a partire poi anche scendendo dalla trabeazione, quindi vedete dal cornicione, dalla presenza ancora degli angeli, dei fiori, ancora da queste lesene angolari, queste diciamo di colore più scuro, con il capitello che è un capitello composito, nel senso che corinzio e anche ionico, cioè queste sono forme davvero ricercate che culminano poi nella zona absidale con una sorta, io e Chiara ci abbiamo riflettuto, abbiamo pensato, l'abbiamo ripercorrendo poi l'architettura diciamo a pianta centrale e quindi maggiormente destinata alle chiese di culto ortodossa, abbiamo quasi visto una sorta di iconostasi. L'iconostasi è quella tra virgolette parete, è formata generalmente nelle chiese ortodosse da immagini di santi, quindi dipinti su tavola, che chiudono proprio come una sorta di parete fissa quella che è poi la parte retrostante all'altare. Quindi abbiamo proprio usato questo termine. Al centro vedete l'immagine chiaramente di Sant'Antonio con gli attributi, il bambino, perché era apparso, era un'immagine che aveva avuto in una visione, e il bambino che poi è seduto sul libro, no? Il libro segno di sapienza. E ancora le due statue, San Francesco e San Giovanni Nepumeceno, che ha queste Nepomuceno. Ogni volta devo riguardare e rileggerlo perché non è poi un santo così comune. Ecco, un santo di origine boema, però non vogliamo svelare tutto perché è tutto poi contenuto nel libro. E sono statue settecentesche. Poi di notevole fattura è anche la parte della mensa, dell'altare, e anche tutto l'uso dei marmi policromi che, come vedete, dà forza, dà eleganza e restituisce proprio questa armonia, questa bellezza delle forme. E poi un'ultima cosa, io e Chiara un pomeriggio, proprio forse anche spinte dalla curiosità o dalla volontà di guardare, di vedere se c'era altro, ci siamo permesse di muovere, vedete, il tabernacolo ligneo, no? Questo tabernacolo che riprende poi una sorta di tempio classico, con l'immagine in alto, da lì non riuscite a vedere, ma magari poi se vi avvicinate lo vedete, con il grano, no? Segno proprio del pane. Allora, spostando questo tabernacolo, che quindi non è fisso, perché non è che abbiamo sradicato l'architettura, spostandolo abbiamo poi visto questa porticina di metallo che non abbiamo a quel punto osato forzare, che non riuscivamo ad aprire, però una porticina che recava un'iscrizione riguardante delle reliquie. Però lascerò poi a Don Mirko, diciamo, le notizie intorno a queste reliquie. Quindi
Un'architettura che poi vi invito a guardarla anche esternamente e la parte iconografica del libro la racconta con delle foto molto belle, sia riprese dall'alto che riprese diciamo laterali, perché ha anche una massa, un volume architettonico molto articolato, soprattutto anche nella zona absidale, dove si rivelano proprio questi volumi, queste parti così mosse. Ecco, direi che è stata anche per me una sorpresa davvero felice e ritengo che poi il valore altissimo, riprendendo anche quanto diceva Antonella Uliana prima, di questo luogo sia dato proprio da questi ex voto, che guardate, questi quadretti di devozione popolare ma che contengono proprio questa grande autenticità, partono dal 600 e arrivano fino al 900, quindi un patrimonio davvero unico. Grazie. Grazie Lorena. E ci hai permesso di introdurre proprio questo tema, la presenza continua per secoli di questo santo che protegge. Ecco che allora adesso abbiamo il piacere di conoscere Giovanna Osellame, che ha studiato gli ex voto di tutta la diocesi. E allora abbiamo affidato a lei di svelarci la ricchezza di questo patrimonio, non soltanto artistico ma anche appunto devozionale. Grazie Giovanna. Grazie a tutti. Niente, io ho iniziato a studiare gli ex voto per l'occasione di una tesi. Quando sono entrata la prima volta in questo oratorio, la cosa che mi ha colpito è stata la forma dell'oratorio e la disposizione degli ex voto, perché di solito ultimamente si tende a proteggere le tavole in ambienti direi quasi museali, separati. E per me, cioè questa è una mia opinione, è un peccato, perché l'ex voto, soprattutto le tavole, parlano anche a chi entra oggi nella Chiesa, anche se sono antichissime. Sono tavole che vanno dal 1600, l'ultima è del 1956. Presentano il cambiamento anche della devozione e dello spirito religioso della comunità, perché fino all'800, fino al fine 700 si viveva in comunità e solo dopo che ci si è tutti rinchiusi nella persona e lo stesso ex voto lo dimostra non raccontando più il fatto, non raccontando, testimoniando semplicemente la presenza della grazia ottenuta da Dio tramite l'intercessione del santo. Gli ex voto di questo oratorio sono forse un'eccezione, perché tavole del Novecento ce ne sono pochissime in giro e qui sono la maggioranza. Oltretutto sono dipinte da Vittorio Casagrande, un pittore locale, detto Paiutta, che amava descrivere il fatto in modo che chi si poneva e si pone davanti all'immagine riesca a comprenderla. Ci sarebbero tante cose da dire.
Niente, solo un accenno a un ex voto di una persona cara, penso che abbia fatto da insegnante e da guida molti, Gelindo Cesca. L'ex voto si trova di fianco alla porta, sotto. È praticamente Gelindo che viene investito da un'auto mentre si recava al Vespero. Ora le testimonianze sono prima del Vespero, dopo il Vespero. Comunque stavano giocando a calcio i bambini. Si erano ritrovati tutti per il Vespero e stavano giocando a calcio. E il pittore ce lo dice mettendo in primo piano sulla destra un bambino di spalle che vede la scena, vestito con brache bianche e con una maglietta a fasce rosse e blu, che ricordano proprio la divisa di una squadra. L'ambiente, vediamo la parrocchiale, vediamo la canonica, e non si sa perché è sfuggito il pallone, non si sa per quale motivo. Gelindo si trova in mezzo alla strada e viene investito. Lui dice Gelindo è morto nel 2005, nel 2004 fa un'intervista sulla Tribuna ed è lui stesso a dire che forse il colpo che ha preso l'ha portato poi a scegliere la professione di scuola guida. È proprio... ci sono tanti dettagli che fanno vivere la scena proprio. Ci sono le fratture sul parabrezza a farci pensare, immaginare che la persona seduta di fianco al conducente abbia anche pestato la testa. Ci sono i ragazzi che guardano, ci sono due figure che corrono incontro. Nella testimonianza della Torre di Veglia, scusate, non ricordo il nome, comunque nella testimonianza riportata sulla Torre di Veglia si dice che Gelindo era stato accompagnato dal padre per poi andare alla festa della Madonna della Provvidenza di Meschio. Per cui vediamo come una figura che accorre la più vicina alla macchina si pensa al padre e dietro la madre. Allora, io per lo studio di questi svuoti devo ringraziare soprattutto le tante persone che hanno conosciuto i graziati, tante, e nel libro vedrete che sono riportate tutti i loro racconti, perché sono vivi. E io vorrei chiudere dicendo una cosa, che comune a tutti i racconti delle grazie ottenute nel Novecento, le più recenti, le testimoniate, allora queste grazie avvengono sempre e solo dopo il grido Sant'Antonio aiutami, perché tutte hanno testimoniato che automaticamente la devozione è uscita nel momento del bisogno. Scusate. Grazie Giovanna. Grazie, che emozioni che sono ancora vive, davvero. E mi dai lo spunto, Giovanna, per mostrarvi anche la copertina. Abbiamo fatto questa scelta di inserire
questo ex voto che si trova lassù, perché allora ci permette due cose. Innanzitutto di dire che qui gli ex voto sono tantissimi, sono una caratteristica di questa chiesa, ma anche di mostrare fotograficamente il nostro oratorio. Era una forma artistica, diciamo, per rappresentarcelo. Quindi la scampata disgrazia è avvenuta proprio qua davanti, a Dalbò Maria, nel 1936. E in più è Vittorio Casagrande che dipinge questo quadretto, che è nato qui di fronte, questo artista di cui ci ha parlato Giovanna. Ecco, adesso darei la parola a Lisa Bolzan. Lisa Bolzan abita qui di fronte, quindi per lei questo oratorio è il quotidiano. Lisa, peraltro, forse mi permetto di affermare, Lisa, che il tuo impegno, per esempio, come operatore culturale presso l'Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, la tua volontà di accogliere le persone, ti viene proprio dal fatto che già tu accogli qui con tua mamma, di cui non mi ricordo il nome, Letizia, e la zia e la tua famiglia, perché sono loro attori dell'apertura e dell'accoglienza in questa chiesa. Quindi cosa dire di più? Lisa, cosa rappresenta per te questa chiesetta? Beh, per me questa chiesetta, penso come per tutti quelli che comunque la vivono e ci sono cresciuti di fianco come è successo a me, insomma, rappresenta la casa di Sant'Antonio, è una casa di un amico in realtà. Quindi quando entriamo in chiesa è un amico che ci viene incontro e ci accoglie, è Sant'Antonio che raccoglie le nostre preghiere, le nostre emozioni, ci ascolta e in un certo senso anche ci parla, e questo appunto forse anche grazie all'Istituto Beato Toniolo che appunto raccontando, facendomi capire magari le particolarità e quindi capire che ogni particolare ha un significato e questo significato parla. Quindi parla la Chiesa, parla l'opera, parla il santo in questo caso. E quindi quando noi entriamo in questa Chiesa, entriamo e siamo accolti da un senso di pace e di tranquillità che ci avvolge proprio. Magari non oggi che siamo in tanti, che c'è confusione, che c'è la festa a casa di un amico in realtà oggi, no? Niente, una delle cose più belle che ci sono state, che io e Cristina Falsarella abbiamo accolto, è stata proprio il momento in cui diciamo, la delegazione del nuovo cammino di Sant'Antonio, quello che da Gemona del Friuli arriva appunto a Padova, una mattina, un pomeriggio in realtà di novembre, un pomeriggio piovoso, abbiamo accolto e hanno deciso appunto di fermarsi qui con noi. Per me è stata un'emozione enorme, perché sin da quando li ho visti arrivare dalla pista ciclabile, da lontano io ho trattenuto a stento le lacrime fino a quando non sono andati via. Ed è stato bello ed emozionante anche perché loro trasportavano una reliquia e questa reliquia si è incontrata in quel momento con la nostra reliquia, quella che abbiamo qua, sempre appunto di Sant'Antonio. E quindi anche per loro è stata una sorpresa, un'emozione direi importante. E quindi sì, è una cosa molto bella. E infatti questo oratorio rientra ufficialmente all'interno del cammino di Sant'Antonio. È un orgoglio perché le nostre chiese dedicate a Sant'Antonio, Vescovo Eccellenza, sono poche, ma almeno due rientrano nel cammino di Sant'Antonio. Lei ha citato prima la parrocchiale di Sarmede. E quindi questo è un grande orgoglio. È stato veramente bello vederli arrivare, ma anche è stato ancora più emozionante da parte loro vedere che li aspettavamo. E questo lo leggerete nella testimonianza di uno di loro, che è Alberto Friso, che racconta proprio questa giornata. È stato davvero molto, molto bello.
E dulcis in fundo, tra gli autori, do la parola a padre Danilo Salezze, che è una testimonianza di quanto questa Chiesa ha operato, mi permetto di dire, padre, nella vita delle persone. Credo che per lei sia generativo questo oratorio. Lascio a lei la parola e grazie di essere presente. Grazie a voi. Sì, pensavo, questa Chiesa fa parte di quel santo quadrilatero, chiamiamo, da cui veniamo fuori noi tantissimi qua. Noi siamo nati qua dentro come chierichetti, come tutto, come, no? E questa, allora, la Chiesa parrocchiale, Don Dino e compagnia, il monastero cistercense, l'Ordine Francescano Secolare, l'OFS, i Francescani Secolari, e Sant'Antonio. Erano i nostri punti di riferimento per l'anima, per lo spirito, per la comunità, per tutto. Dopo c'era anche San Fermo, ma era un po' più così là, che è aperto, chiuso, eccetera. Ma qui siamo nati noi nella fede e qui sarebbe importante proprio veramente ogni tanto rifarsi a questi punti importanti, no? Poi i francescani di Vittorio Veneto, da cui anch'io ho imparato questa vita. Dopodiché sono entrato nell'ordine dei frati minori conventuali, che è interessante perché è stesso abito che ha Sant'Antonio, che è quello dei conventuali. Qui ci richiama allora San Giovanni, il convento sopra a Serravalle, dove ci sono i dipinti medievali francescani, il Duomo di Conegliano, che era la nostra chiesa francescana, dei frati minori conventuali, e quindi una presenza che, se non ci sono chiese dedicate a Sant'Antonio, ma la presenza di Sant'Antonio è proprio qui. Poi interessante sarebbe dire questa strada qua, perché nasce su questa strada questa chiesa, no? E poi perché è riportato sto miracolo qui? Perché probabilmente la pace familiare non era così, era uno dei problemi probabilmente, no? Quindi il piede tagliato perché aveva dato un calcio alla madre, forse era un qualcosa che forse non erano sempre calci, ma ecco, quindi forse svela anche un po' quelli che sono i peccatucci della nostra storia. Bene, mi fermo qui. Io sono reduce stanotte dal transito di Sant'Antonio all'Arcella, dove sono. Lì col carro, i buoi, tutto come una volta, è stata una cosa molto bella. Tutta Padova si riversa lì il giorno prima e adesso è tutta quanta al Santo. Io ho avuto il permesso di venire qua perché sennò avrei dovuto andare a rappresentare i frati dell'Arcella anche al Santo. Ecco, quindi sono fresco di tutta stanotte all'Arcella. C'è stato questo giro di pellegrini che sui cammini proprio passano anche per dove cominciano magari a Campo San Piero, dove Sant'Antonio è partito, passano per l'Arcella e poi approdano al Santo, ed è questo giro. Ringrazio anche allora anch'io a nome di Alberto Friso, ci siamo visti, sentiti, e qui ha scoperto che io avevo questo legame con questa zona e con questa reliquia che abbiamo portato qui un bel po' di anni fa, come un dovere che ho sentito di riconoscenza per tutto questo. E un piccolo appunto ma non c'è più il comune, noi qui siamo cresciuti con la dizione Sant'Antonio da Padova. In realtà se passano i portoghesi si arrabbiano, perché è Sant'Antonio da Lisbona e di Padova. Piccolo particolare interessante comunque, prima o poi sarebbe bene anche correggerlo, perché nello spirito anche ma è una piccola cosa. Bisognava dirla una volta ogni 100 anni, ecco, bon. Quindi, bene, ringrazio di questo invito che mi onora molto. Ripeto, qui abbiamo imparato anche a servir messa, a riconoscere San Francesco, Sant'Antonio, che è bella sta statua perché ha la bocca aperta e si vede la sua lingua dentro. E la sua lingua che vi mostro solo, aspetta, solo una immagine, è il Santo dei Miracoli, però quando aveva un po' di tempo ha scritto sto libro qua. Non è poco, sono le sue prediche, ecco il libro che ha in mano, che è la Bibbia, eccetera. E lì si vede che in attesamento sta parlando. Sant'Antonio quando parla non è molto mellifluo, è un po' vietato quasi ai minori, certe cose che dice in ordine alla proprio parole dure contro i ricchi, gli avari,
purtroppo anche contro di noi, ma non ce la prendiamo più di tanto, Sant'Antonio poteva farlo. E veramente ne aveva per tutti, quindi non era il santino mieloso, era uno forte. Quindi anche queste statue molto quasi sì, giovanili, a volte sono anche un po' più adolescenziali addirittura, dalla ricognizione in poi dell'81 sono state cambiate, perché si è visto che c'era un corpo dietro di un uomo ben più forte e più robusto di quanto certa iconografia ha voluto darci. Grande santo, grande, e ringraziamo la storia che ci ha portato ad oggi, ma sarebbe interessante ogni tanto ritornare oltre l'arte, ritornare anche a ciò che ha significato per la fede delle nostre genti qua, perché se perdiamo quella abbiamo perso tutto il meglio, anche perché sappiamo che l'arte finirà, tutto finirà, ma l'anima... Ok, grazie. Grazie mille a lei. E quando si cerca, a volte si arriva a quello che è il fenomeno della serendipità, cioè cerchi una cosa e ne trovi un'altra, il fascino dell'inatteso. E qui è stato trovato qualcosa. E ha un po' accennato prima Lorena, questa porticina, no? Che sta dietro il tabernacolo. Allora lascio la parola per descriverci cosa è stato trovato a Don Mirko Miotto, che è incaricato per i beni culturali, ma è anche direttore dell'ufficio liturgico e quindi con questo ruolo anche custode delle reliquie diocesane. E è lui che ha curato questa novità che è stata ritrovata proprio in questa chiesetta. Ringrazio Don Mirko. Ecco, la cosa è presto detta e anche in maniera molto semplice. Quando si è spostato il tabernacolo che vedete, dietro si è trovata una porticina. Su questa porticina, proprio incassata all'interno dell'altare, quindi che lasciava intendere che ci fosse una nicchia all'interno dell'altare proprio sotto la statua, c'era questa scritta: Crus Sancti Theodori Martyris. Quindi crus in latino significa gamba, crus cruris, gamba, quindi gamba di San Teodoro martire. Ci siamo incuriositi, abbiamo aperto questa porticina e dentro abbiamo trovate raccolte, albergate su un pezzo di giornale, tra l'altro che riportava la data 1958, dei pezzi di ossa. Pezzi di ossa che erano riconducibili ad un femore e a qualche altro pezzetto che proprio formava una gamba. Quindi che cosa si è fatto? Abbiamo cercato di raccogliere queste ossa, queste reliquie, è stata fatta una pulizia, una piccola ricognizione fotografica delle reliquie, è stato passato poi un velo di vernice protettiva perché ormai le ossa si stavano proprio deteriorando, quindi prendendole in mano si corrompevano in modo da preservarle. E facendo questa operazione si è visto che sul pezzo maggiore, che corrisponde proprio al femore di queste reliquie, c'è una scritta in forma, sembrerebbe onciale, quindi un modo di scrittura che adesso andrebbe interpretato e compreso. Non c'è stato il tempo e neanche il modo di poterlo fare. Raccolte queste reliquie ho cercato di confezionarle, ecco, all'interno di quella piccola capsa, di quella scatola di plexiglass, e confezionandole, quindi preservandole, ecco, dalla polvere, ma soprattutto trattenendole, ecco, e conservandole come reliquie, mettendo il sigillo con la cera lacca del Vescovo Corrado in modo da ricordare questo periodo in cui sono state raccolte e riconfezionate. Di chi si sta parlando però? Chi è questo San Teodoro? Allora inizialmente si pensava che potesse essere San Teodoro, quello venerato a Venezia, tra i primi fondatori di Venezia. In realtà da una ricerca non è così, perché non ci sono reliquie di San Teodoro. Sembrerebbe che la figura di San Teodoro, Teodoro significa dono di Dio, fosse una figura chimerica quasi, come un protettore che però non ha delle reliquie vere e proprie. In realtà potrebbe essere che si tratti di San Teodoro di Amasea. È un santo le cui reliquie noi conserviamo anche nella Lipsanoteca diocesana, cioè quella sala che custodisce le reliquie della diocesi. È un santo dei primi secoli che era presente nelle catacombe, le cui
cui ossa, insomma, le cui reliquie venivano donate alle parrocchie che ne facevano richiesta, in modo particolare per poter conservare all'interno degli altari delle reliquie di santi dei primi secoli, quindi santi martiri, quindi per dare un valore aggiunto alla devozione dei fedeli che celebravano su un altare che era costruito vicino sulle fondamenta di reliquie di santi martiri antichi. Conserviamo anche reliquie di San Maurizio, che è un santo sempre coevo a San Teodoro di Amasea, e potrebbe essere proprio, ecco, che sia andata così. Ovviamente io sto parlando per ipotesi, non c'è uno studio preciso. Bisognerebbe, e qua mi appello agli storici dell'arte, agli storici locali, bisognerebbe fare una ricerca nell'archivio, vedere quando sono arrivate, magari perché sono arrivate. Potrebbe essere magari che siano arrivate anche proprio per un desiderio della comunità di avere qualche cosa proveniente dalle catacombe e quindi di conseguenza fare un passaggio. Ecco, adesso sono visibili, le ho poste sopra l'altare, è stata restaurata anche la porticina che era imbrattata con una porporina, è stata pulita, e qua ringrazio la restauratrice Elena Dal Moro, ed è stata ritrovata la medesima scritta che era stata riportata sopra. Quindi questa è la porticina nella forma originale con la scritta come vi dicevo prima. Ecco. Grazie. Allora, ci piace ricordare anche coloro che hanno confezionato, hanno dato una bella veste a tutte queste informazioni, tutti questi dati dalla storia. E quindi lo studio Artefoto di Giorgio e Loredana Vinera, che sono qui presenti, San Giacomesi Doc, che hanno curato tutta la parte fotografica, li ringraziamo tantissimo, davvero, grazie, generosamente. Poi il grafico, che è Giuseppe Dei Tos, che dovrebbe essere presente ma non lo vedo. Poi chi ha curato la stampa, la tipografia del seminario, Tipse, di Vittorio Veneto. Ho visto Carla Darè, adesso non la vedo più, ma la sua direttrice è qui presente, la ringrazio tantissimo. E l'editore, quindi la Fondazione Dina Orsi L'Azione, e abbiamo qui Don Alessio Magoga. Avrei piacere che dicessi qualcosa, Don Alessio, e ti ringraziamo perché questo libro ha un editore, ha un numero SBN, un codice SBN, ha anche un prezzo di copertina, quindi verrà anche venduto nelle librerie del nostro territorio, e grazie anche a Don Alessio che ha sostenuto questa cosa. Una parola velocissima, saluto anche da parte mia. L'Azione è il settimanale della diocesi, ma è anche casa editrice, ed ha accolto molto volentieri il progetto della pubblicazione di questo volume, che parla di un santo che ci è caro, Sant'Antonio, parla di una opera d'arte del nostro territorio, della nostra diocesi, questa bella chiesa, e parla anche, aiuta a fare memoria di una persona che ci è stata cara, anch'io l'ho conosciuto personalmente, Antonio Soligon, e quindi siamo ben contenti che questo possa dare un contributo anche alla sua memoria. Abbiamo cercato di fare attenzione anche al Sant'Antonio di Padova, quindi anche nel volume c'è questa attenzione, per cui abbiamo cercato di ovviare a questa misunderstanding, a questo particolare che però va tenuto conto. E aggiungo soltanto un'altra cosa: in diocesi è vero, forse abbiamo solo 2 chiese, ma in tutte le chiese c'è sempre una statua di Sant'Antonio, e sono tantissimi capitelli nelle nostre comunità, capitelli campestri, capitelli lungo le strade, per dire la devozione che appunto questo santo riscuote e ha riscosso nella nostra zona, nel nostro territorio. Ci auguriamo che sia, secondo le attese, il volume che avete tra le mani. Grazie ancora e buonasera a tutti. Grazie Don Alessio. Allora ricordo che il libro è, vero Don Giulio, è disponibile qua fuori, è compreso anche il libro La Torre di Veglia, che è un'edizione recente curata da Bruno Dallanese, che avete conosciuto, e permettetemi di ringraziare Don Giulio. Don Giulio, con la sua dolce determinazione, e come diceva Sua Eccellenza, non si può dire di no a Don Giulio,
perché dolcemente lui ti dà degli ordini e ci ha seguito con pazienza, davvero con tanta pazienza anche nei miei confronti, quindi grazie davvero Don Giulio. Se vuole salutarci. E io ringrazio poi tutti voi. Anch'io ringrazio tutti quanti della vostra presenza. Grazie a tutti voi e arrivederci.